stare nessuno, io faccio partire e dopo scendo anch'io. No, non si può stare sempre.
e ringrazio i cori presenti che hanno aderito a questa iniziativa, il coro Zucca Naturale di Parsons, il coro Naturale Marianese e il coro Città di Trieste, con cui collaboriamo da anni. Importante la collaborazione perché, lo dico sempre, collaborare su progetti importanti è una cosa che aiuta a crescere tutta la nostra località. Noi abbiamo una regione con circa 400 cori e di questi 400, 121, l'altro giorno che avevamo la assemblea, 121 sono nella provincia di Udine. Quindi siamo una provincia o una regione che canta, credo sia la regione più importante per il canto corale. Io sono orgoglioso di essere presidente di questo gruppo e avere tanti amici, tanti cori che lavorano e danno felicità alla gente con serate come queste. Non mi dilungo, anch'io auguro a tutti voi e alle vostre famiglie una santa Pasqua, sperando che sia veramente una Pasqua di pace. Buon ascolto. Due parole veloci anche da parte mia, grazie per la vostra presenza. Vi spiego un attimo come si articola la serata. La serata si sviluppa su 3 brani principalmente. Il primo è solo strumentale, si tratta dell'Ouverture dell'Egmont scritta da Ludwig van Beethoven. Era una musica di scena fatta su un dramma di Goethe ed è stato chiesto di musicare, fare musica di scena, quindi la musica che sta a supporto di quella che è la rappresentazione stessa, quindi non è la musica la parte principale, ed è composta dall'Ouverture più altri 9 brani. Noi eseguiamo l'Ouverture, già che poi è la volta della Missa Brevis. La Missa Brevis è una composizione mista, strumentale e corale nella struttura della messa, ed è suddivisa in Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus e Agnus Dei, questi brani qui, che sono sì separati tra loro, ma fanno parte di un'unica composizione, composta da Jacques Dehaene, è stata eseguita la prima volta nel 2002 ed è stata commissionata per celebrare il millenario della nascita del Papa Leone IX. E poi è la volta del Requiem di Mozart, che abbiamo lasciato per ultimo. Non eseguiremo tutto il Requiem per 2 ragioni, perché la prima è la mole di lavoro che c'è nel farlo tutto. Per noi sarebbe stato troppo impegnativo, ma per fortuna ci è venuto incontro il fatto che di questo arrangiamento, non è un arrangiamento ma una trascrizione che andiamo a eseguire stasera, sono stati arrangiati solo i brani che facciamo, quindi abbiamo la scuola per farlo tutti. Sono stati trascritti i brani che vengono eseguiti con il coro e il reparto strumentale, di solito l'orchestra, in questo caso una banda. Di conseguenza non ci sono tutti gli altri pezzi che prevedono anche l'inserimento dei solisti dal punto di vista vocale, il soprano e il Vi chiedo una cortesia, se avete preso il volantino, alla fine, se ritenete valida la nostra esecuzione, di applaudire alla fine del primo pezzo, che è singolo, e poi alla fine della Messa Brevis o alla fine del Requiem, non all'intervallo, per favore, di ogni. Ci tenevo a presentare. Ah sì, beh sì, certo, cellulari spenti. Bene, per il resto buon concerto a tutti voi e speriamo sia di vostro tradimento. Grazie.